Un rigore di Agolli al 93esimo evita al Gioioso una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Contro l'esperta formazione dell'Aci Sant'Antonio i Granata centrano il terzo pareggio di fila in altrettante gare di campionato e rimangono imbattuti. Davanti ad una bella cornice di pubblico la gara regala subito diverse occasioni. Sono prima i catanesi a rendersi minacciosi da corner con la difesa di casa che spazza. Poi è Pavisic che al quinto minuto costringe Bonfiglio agli straordinari e sempre l'argentino di testa dagli sviluppi di angolo non centra la porta per centimetri. Il Gioiosa risponde invece con Bruno che da posizione favorevole spara alto sulla traversa e successivamente con il destro a colpo sicuro di Pino che trova la decisiva parata di Giappone. Ma al 27esimo l'Aci Sant'Antonio la sblocca quando Catania riceve in aria e con un perfetto diagonale mette alle spalle di Bonfiglio il pallone che vale di fatto l'1-0 per i suoi. Nella ripresa però il Gioiosa torna in campo deciso a rimettere tutto in parità, ma le conclusioni operate da Agolli al 50esimo e dal minuto 67 non producono l'effetto sperato. Poi la squadra catanese si fa apprezzare con due tentativi di Lemura al minuto 76 che si spegne alta non di molto e di Tin Lopez 5 minuti dopo che di testa manda sul fondo la palla del raddoppio. Così al 90esimo, quando la gara sembrava incanalata verso la direzione di Aci Sant'Antonio, il Gioiosa in uno degli assalti disperati acciuffa il pareggio grazie al calcio di rigore concesso dal signor Braschi su Medoani, toccato in aria da Giappone. Dal dischetto Agolli non sbaglia e col destro spiazza l'estremo bianco-azzurro regalando ai suoi la rete dell'1-1. Per Agolli è la prima firma in maglia granata. Nel finale i locali ci credono e solo la decisiva parata di Giappone su Agolli al 95esimo nega al Gioiosa la gioia della vittoria. Con questo pareggio il Gioiosa sale in classifica a quota 3 punti, mentre l'Aci Sant'Antonio si porta a 4 punti.